Da una Vicenza infreddolita ferma a 5 gradi sotto zero, il ministro del welfare Maurizio Sacconi, invitato dalla UIL Veneto ad un convegno sulla sfida riformista dello Stato sociale, si lascia scappare due impegni programmatici per il 2010 che verrà: un moderno statuto dei lavori e la razionalizzazione del sistema di ammortizzatori sociali. Un disegno di legge delega può condurre a questo statuto dei lavori, confidando che in quel tempo siano superate almeno le condizioni emergenziali nelle quali oggi utilizziamo gli ammortizzatori. Il welfare verso il lavoro dovrà caratterizzare il prossimo anno, e per questo che all'inizio del nel prossimo anno, entro il mese di gennaio, vogliamo un accordo Stato, Regioni, parti sociali sul modo con cui riorientare la spesa per formazione, che abbiamo stimato essere nel 2010 potenzialmente di 2,5 miliardi. Dal canto suo lo Stato Maggiore della UIL ha consegnato al Ministro una serie di riflessioni ricche di un nuovo protagonismo sociale e di soluzioni concrete per un Nord-Est in divenire costante. Innanzitutto noi parliamo di detassazione per quanto riguarda stipendi e pensione. Dobbiamo vedere se si continua a far pagare con l'IRPEF quelli che sono servizi che dovrebbero gravare sulla fiscalità generale, quindi diciamo che bisogna cambiare queste cose con molta attenzione e senza demagogia. Affidata alla giornata odierna anche la sfida per un nuovo federalismo più solidale, più vicino alle famiglie, più orientato al cambiamento. Federalismo, ovvero sia un'organizzazione dello Stato che sia però un federalismo di natura solidale e cooperativistico, un federalismo che non si consideri una sorta di cittadella armata, ma sia in grado di valorizzare la persona. All'esterno della Camera di Commercio di Vicenza, dove si è svolta la tavola rotonda, anche un presidio dei lavoratori della Stefani di Thiene e di altre fabbriche del Vicentino che stanno subendo duramente i colpi di coda della crisi, con centinaia di licenziamenti.